Avevamo due obiettivi. Il principale, il primario, ritrovare e recuperare i bambini sottratti dal papà. Il secondo, non meno significativo, consolidare il quadro indiziario nei confronti dell'uomo per i ripetuti, reiterati maltrattamenti commessi in pregiudizio della compagna. Un'indagine lampo, quella della polizia, coordinata dalla Procura di Venezia. Rintracciato e fermato il 33enne che prima aveva picchiato violentemente la compagna e poi era fuggito portando con sé i due figli. Ricerche che si sono esaurite in 24 ore, tempo in cui gli investigatori della squadra mobile del commissariato di Mestre hanno costruito un ampio e articolato sistema di scambio informativo tra la polizia ferroviaria, stradale e le altre squadre mobili del territorio. L'uomo è stato poi localizzato in un piccolo centro della Bergamasca. I bambini sono stati ritrovati, abbiamo tracciato gli spostamenti dell'uomo con sofisticati sistemi di localizzazione e di sorveglianza elettronica e con il determinante contributo della squadra mobile di Bergamo. A distanza di pochi giorni il Tribunale di Venezia, su richiesta della Procura, ha emesso anche un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti dell'uomo. C'erano in gioco due bambini molto piccoli che avevano bisogno di cure e affetto. Sicuramente la parte più soddisfacente è stata vedere l'abbraccio tra la madre e i bambini. I bambini sono stati riaffidati alla madre, mentre per l'uomo è scattato il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. Il 33enne italiano è ritenuto responsabile di maltrattamenti con i familiari e lesioni personali aggravate. Non era la prima volta, infatti, che metteva in atto ripetute violenze fisiche e psicologiche. In questa occasione, al culmine dell'ennesima lite, si è scagliato contro la compagna con violenza, scappando con i figli e facendo perdere le sue tracce. Una fuga durata appena 24 ore.